Eccoci qua, io le lascio dire, poi sta raccontando cose comunque interessanti, cioè ci sono acquisti che possono essere fatti, ordinanze emesse, dica pure. Sì, diciamo che in occasione di eventi di particolare gravità, cito l'esempio sempre dell'alluvione perché sia io che il sindaco Venturini l'abbiamo vissuto in prima persona, c'è l'intervento dello Stato con una ordinanza che stanzia dei fondi, in quel caso 300 milioni, con delle regole molto precise su come si possono utilizzare. Teniamo conto che questa ordinanza è arrivata parecchi giorni dopo, quindi tutte quelle spese immediate che fai, comunque lo fai nella fiducia che ti possano venire riconosciute. E la situazione che si parlava fuori onda, che comunque anche spese fatte durante il regime di ordinanza, in cui presumi che possano essere rimborsate, non è comunque detto. La certezza ce l'hai a posteriori, dopo che le hai fatte queste spese, non è detto che sia Quindi così. grandissima oculatezza e responsabilità nuovamente che uno si deve assumere nel fare o non fare determinate spese. Quindi potrebbe essere anche questa una spada di Damocle o un boomerang, come si dice. Infatti la grande difficoltà è stata anche nel dare i rimborsi alle persone che giustamente hanno portato tutti i danni che hanno sostenuto e chiedevano di essere rimborsati interamente. Però con i criteri che poi sono usciti non tutto veniva rimborsato e riconosciuto beneficiario di un contributo, con la conseguenza che tu sindaco dovevi spiegare al cittadino che purtroppo alcuni danni non venivano riconosciuti e la gente non riusciva a capire questo. Ma a malincuore gli spiegavi, le regole non è che le fa un sindaco, c'è uno Stato che decide in base anche alle disponibilità economiche che ha, che criteri applicare, quelli sono, quindi tu tenti come amministratore di spiegare. Assolutamente. E poi la Corte dei Conti chiede conto a noi di come spendiamo i soldi, cioè se noi non rispettiamo i criteri, poi tu hai sempre la magistratura, la Corte dei Conti, che è la magistratura contabile, che ti chiede. Assolutamente. Pronto? Pronto? No. Buongiorno, dove chiama? Buongiorno, Giancarlo. Da dove? Porte, Venezia. Sì, prego, dica pure. Allora le spiego subito, io sono un pensionato da pochi anni, però dal 66, quando ho cominciato a lavorare, di persone ne ho conosciute. Mi sono presentato direttamente quando c'è stato il problema di Venezia, perché abitavo a Mestre, mi sono presentato davanti ai vigili del fuoco, però la protezione civile, mi faccio una domanda, è loro che sono in prima di tirar fuori le persone o qualsivoglia, o sono i vigili del fuoco? Quindi divisione di competenze. Perfetto, adesso vediamo di risponderle, grazie del suo intervento. Chi è che fa? Vigili del fuoco o protezione civile? Noi dalle immagini vedevamo infatti in azione i vigili del fuoco, e chi ha la responsabilità di cosa? Allora, i vigili del fuoco non sono una cosa a parte, sono una componente professionistica della protezione civile. Quindi sicuramente la competenza è in primis dei vigili del fuoco e la macchina organizzativa può aiutare l'opera dei vigili del fuoco anche con altre forze dello Stato come forze della polizia, i vigili urbani o il volontariato, che però vanno in supporto, e quindi è l'autorità di protezione civile che decide come le forze vanno impiegate, ma se pensiamo all'intervento come quello che citava il Signore o un intervento sul terremoto, è chiaro che gli attori principali sono i professionisti del caso, cioè i vigili del fuoco. Perfetto, quindi prima i professionisti, poi la protezione civile, che comunque sono persone già preparate, che hanno fatto dei corsi, non il cittadino che si offre lì, che magari non si magari non sa dove mettere le mani. Rapidissimo, facciamo un appello, cogliamo l'occasione perché voi siete stati chiamati dall'ANCI ad assolvere un compito importante, in pochi secondi. L'ANCI nazionale cerca comunque di dare il supporto all'Associazione dei Comuni, naturalmente visto che sono coinvolti i comuni dell'Italia centrale, e l'appello è che stiamo rivolgendo agli amministratori del Veneto, quello di reperire, di reclutare personale dei comuni e quindi tecnici comunali che sappiano progettare ed eseguire opere pubbliche piuttosto che amministrativi che predispongano gli atti, anche polizia
locale, perché serve presso i comuni terremotati. Ci raccontavano che solo con l'ultima scossa un centinaio di comuni sono coinvolti, e Macerata e appunto i comuni poi del circondario sono in seria difficoltà. Quindi adesso ci attrezzeremo come ANCI Veneto, daremo una mano e cercheremo di sensibilizzare il più possibile proprio per dare un aiuto. Perché, come diceva, in questi casi di emergenza ci sono anche procedure burocratiche da assolvere, tantissime. Il personale, in dipendenza del comune o dei comuni limitrofi, non è in grado di fare tutto. Quindi prestare personale qualificato, tecnicamente preparato, è importante. È fondamentale, anche perché quando si gestisce denaro pubblico c'è tantissima burocrazia, e quindi la burocrazia deve in qualche modo richiede persone che sappiano quantomeno muoversi nell'ambito della macchina amministrativa. Perfetto. Questo manuale, siamo in chiusura, è rivolto anche ai cittadini, quindi c'è una parte per i cittadini? Ci sono delle indicazioni anche rivolte ai cittadini che il sindaco poi dovrebbe in qualche modo diffondere. Infatti i sindaci sono impegnati anche a informare e formare i propri cittadini. Mi è capitato quest'anno di predisporre, di allestire un'esercitazione nel mio comune dove abbiamo fatto evacuare una via proprio per simulare l'emergenza che abbiamo avuto. Ecco, questo sarebbe un modo per incominciare a responsabilizzare, cambiare un po' la mentalità proprio in termini di sensibilità nella gestione delle emergenze. Grazie Elisa Venturini, Grazie vicepresidente dell'ANCI del Veneto, grazie anche all'ingegner Ceccato, autore di questo manuale del Comitato Scientifico dell'ANCI del Veneto. Grazie a voi di averci seguito e di aver partecipato, e naturalmente buona festività per domani, buon lavoro a tutti quanti voi. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a voi.